al 14° Gran Premio Polignano. Julian Arredondo, vincitore uscente di questo Gran Premio Città di Folignano. Quest'oggi si tenta il bis. Speriamo, sempre si parte per far bene, sto attraversando una ottima forma, speriamo ci proviamo a far bene oggi. Una gara impegnativa, tu sai però come si fa a vincerla? Sì, è una corsa abbastanza impegnativa, si deve tenere pazienza, aspettare e penso che si vince sull'ultima salita. Donato De Ieso, rivelazione del Giro Bio, a Folignano iniziano le classiche. Per te martedì è arrivata la prima vittoria stagionale e adesso questo finale di stagione ti attende grande protagonista. Sì, sto passando un buon periodo di forma e cercherò di dare il meglio fino a fine stagione ora, perché sono stato sfortunato all'inizio stagione, mi sono rotto il braccio e ora devo sfruttare quello che non ho potuto sfruttare all'inizio stagione. Giuseppe, le strade di casa ti hanno messo le ali? Sì, ho provato dall'inizio ad andare in fuga, non è stato facile. Ci ho provato a inseguire anche, ma le fughe non andavano ai primi giri, quindi ho aspettato gli ultimi 3. Ho visto che si è mosso, penso, un professionista dell'aerobica e ho provato a dargli dei cambi e abbiamo guadagnato, siamo rientrati davanti. Quando abbiamo visto i fuggitivi siamo rientrati e abbiamo cercato di collaborare e così all'ultimo giro siamo scattati all'ultima salita e abbiamo cercato di guadagnare quando potevamo. Poi abbiamo preso la salita, ho scattato, ho attaccato, ho inseguito il campione croato. Poi ho riattaccato nelle ultime curve ma niente. Mi è rimasto a ruota fino alla fine, lui aveva i compagni dietro e ho dovuto tirare io l'ultima salita fino all'arrivo. Ho giocato in volata, ma sono soddisfatto anche di questa battaglia all'ultimo chilometro.